amici siciliani, amici del sud, e grazie a Sicilia Naira per avermi chiesto questa intervista. Mi hanno detto: Marica, te la senti di rispondere a qualche curiosità ai tuoi lettori? Ovvio che sì, mettiamoci sempre in gioco. Di solito in classe sono io che faccio le domande, ma oggi risponderò a qualche domandina vostra. Prima domanda: ciao Marica, quando è nata la tua passione per lo spettacolo? Notizia forse che non tutti sanno, a parte i miei compagnetti. Io alle elementari e medie ero timidissima, super secchioncella, quindi messa ai primi banchi, non davo confidenza a nessuno e quindi mi hanno consigliato di fare teatro, canto, ballo. Ho iniziato dalle elementari a fare tutti questi corsi. Dalla emarginata della classe sono passata alla più famosa, a quella più conosciuta. E ho iniziato così e mi sono innamorata di questo mondo perché era un mondo molto inclusivo. Paradossalmente, quello che credete, il cinema, gli eventi permettono a tutti di far emergere il proprio talento e non c'è il più bello, il più brutto, il più ricco, il più povero, perché nel cinema, negli eventi, nel teatro, che consiglio a tutti di fare, siamo messi tutti nello stesso piano, bisogna solo ridere e mettersi in gioco. Quindi io già dalle tenera età ho iniziato a fare tutti questi corsi per gli spettacoli ed eventi. Successivamente mi sono iscritta in un liceo linguistico indirizzo turistico e quindi sono partita in Spagna, Inghilterra, Francia per prendermi gli attestati in lingua e quindi ho iniziato ad amare anche la promozione del mio territorio. E all'università ho preso prima laurea Scienze della Comunicazione per i media e le istituzioni, seconda laurea Marketing, Comunicazione e Pubblicità, sempre con lode e Unipa, tra l'altro, ti tengo a ridirlo perché chi va alla pubblica ammazza quanto ci facciamo il mazzo. E poi ho preso il master in risorse umane, che appunto è quello che a me piace fare in evento, quindi gestire, fare squadra, organizzare. Un altro master in social media, che è il lavoro mio di content creator oggi, e la specializzazione per il sostegno. In più ho preso l'abilitazione, quindi per A65, che è docente di teoria e tecnica della comunicazione, e B19 per turismo e strutture, ricettività alberghiera, che appunto rientrano tutte nella mia passione, nel mio percorso, che va dal turismo alla comunicazione all'inclusione. Ho continuato il percorso in evento, ma non ho mai dimenticato da dove partivo. La terza domanda appunto è: raccontaci i tuoi inizi. Vi stavo dicendo che ero molto timida, no? E poi sono diventata molto acclamata, apprezzata per quel piccolo della scuola e della città. Ho iniziato a costruire un personal branding forte in evento perché mi piaceva mettermi in gioco, ma non dimenticavo quelli che stavano ai primi banchi o stavano isolati. E questo è andato un po' in conflitto con la libera professione, perché non ero competitiva, ma sono inclusiva. Ho sempre avuto un occhio di riguardo per le differenze che per me sono ricchezze. Cioè il mio motto: distinguersi o estinguersi. Per me tutti coloro che hanno delle potenzialità differenti dalla massa, quindi la pecora nera, sono quelli che danno valore e danno ricchezza. E quindi i miei inizi sono così: iniziamo nello spettacolo, ma mi piaceva fare squadra. Quarta domanda: parlaci della tua esperienza in TV, nel programma televisivo Avanti un altro e in altri programmi. Ragazzi, mi sono divertita tantissimo, cioè Bonolis è proprio così come lo vedete, ma che sia Avanti un altro o che sia un altro gioco, buttatevi e divertitevi, non fermatevi alla gente che vi dice mala figura. No, la mala figura è la cattiveria. Se qualcuno vi giudica senza che gli avete fatto nulla, i problemi ce l'hanno loro, non voi. La vita è una e noi perdiamo tutto il tempo a cercare di diventare bravi adulti, ma il vero segreto è saper tornare bambini. La vera forza è essere buoni d'animo e saper giocare. Quindi buttatevi, sorridete, non fate caso a chi vi giudica, perché quella è gente cupa, i problemi ce l'hanno loro. Voi intanto giocate, buttatevi in tutte le sfide. E per me Avanti un altro mi ha dimostrato che mi piace stare a contatto col pubblico, mi piace divertirmi, mi piace provarci, quindi è stata una conferma di ciò che già sapevo.
Quinta domanda, raccontaci la tua esperienza da docente. Insegno da 2 anni dopo che ho preso l'abilitazione TFA Sostegno per le scuole superiori a Palermo. È stato un percorso molto duro. Insegno da 2 anni sia come formatore per la Regione Sicilia agli adulti in cerca di occupazione. Ho insegnato sia nei licei in zona bella di Palermo, via Libertà, sia in delle scuole professionali, in dei quartieri invece molto discussi come Pallavicino, Zenne. È stata un'esperienza unica, quel che conta, e dobbiamo ricordare sempre noi docenti che non dobbiamo solo trasmettere nozioni teoriche ma anche pratiche, dobbiamo dargli un mestiere in mano ai nostri alunni, devono saper fare qualcosa per affrontare il mondo del lavoro e dobbiamo riuscire a ispirare. C'è un detto che dice: si diventa come conquistai. Noi docenti abbiamo un ruolo fondamentale di dare speranza e vita ai sogni dei nostri alunni, quindi dobbiamo dare luce, dare speranza in un percorso professionale che può esistere, può accadere, e quindi indirizzarli nella giusta strada, nelle giuste professioni al giorno d'oggi. Sesta domanda, raccontaci un tuo sogno nel cassetto. Beh ragazzi, i sogni sono tanti, non si raccontano così, però per quest'anno obiettivi e buoni propositi. Mi piacerebbe ritornare a presentare, perché dopo tanti studi ho rinunciato molto alla carriera degli eventi, invece mi sento pronta e vorrei riprendere a scherzare con voi, col pubblico. E altro sogno, abbiamo creato un gruppo di artisti, modelle, modelli, steward, hostess, attori, figurazioni, comparse, DJ, cantanti, ballerine, tutto quello che serve per evento. Noi abbiamo fatto un grande gruppo, una grande squadra, quindi per qualunque evento avete o pubblicità, vi servono modelle, content creator, persone professionisti del settore in Sicilia, contattatemi o contattateci che noi ci siamo. Quindi uno dei sogni sarebbe diventare sempre più grande questo gruppo e questa squadra, sempre più forte, perché è bella l'alleanza, una gioia non è tale se non è condivisa. A me piace condividere gli eventi e le belle situazioni, e essendo che lavoro nel mondo degli eventi da tanti anni, mi piace raccogliere i contatti più belli, e quando c'è un evento e qualcuno lo organizza, o c'è una pubblicità o c'è uno spettacolo in teatro e mi dicono: senti, ma lo conosci uno che fa palloncini, ma la conosci una modella super bella per fare questo brand? E io gli dico: sì, li conosco, ci siamo, non abbiamo vincoli da nessuna agenzia, siamo attori e attrici, quindi chiamateci, contattateci. Settima domanda, raccontaci il nuovo decreto docenti. Ragazzi, una follia. Prima, per diventare docente c'era bisogno triennale magistrale, 24 CFU, vincere un concorso o una specializzazione. Oggi non è più così, ragazzi. Oggi bisogna prendere i 60 CFU, anche chi aveva già 24 CFU, e chi ha la specializzazione del sostegno non lavora più come prima. In Sicilia è un caos, perché chi ha superato le prove di un concorso come me, ha vinto una specializzazione, non è facile essere chiamati perché c'è saturazione. Quindi ministro, per favore, non facciamo più concorsi, ma diamo possibilità e vantaggio a chi già ha fatto un concorso e ha superato le prove, a chi ha già una specializzazione. Per farvi capire meglio questo discorso, ci sono 3 fasce. La prima fascia vincitori di concorso e specializzazione, in cui al sud è tutta già piena. Seconda fascia chi può insegnare. E terza fascia chi sta studiando per poter insegnare. Al nord sono arrivati alla terza fascia, quindi con le MAD. Qui al sud ancora la prima fascia deve essere finita. Al sud è molto dura, non c'è sforzo solo didattico ma anche economico. Ottava domanda, raccontaci delle tue tematiche affrontate in qualità di docente di comunicazione e informatica. Ragazzi, oggi è un nuovo mondo, l'era digitale è in atto, dobbiamo parlare la lingua delle nostre generazioni, generazione alfa, della generazione digitale. Ci sono nuovi pericoli, come il bullismo non è più di presenza, non solo di presenza, ma anche cyberbullismo. Siamo pieni di haters, cioè i leoni da tastiera sono tantissimi, li vedete spuntare ovunque perché quelli si sentono forti, che ti scrivono le critiche così. Non facciamoci abbattere e ricordiamoci che quando un gruppo si accanisce, parlatene con i docenti, parlatene con i genitori, è un reato. Altro reato che da docente di comunicazione tengo spesso a puntualizzare è quello da trasformare il sexting a revenge porn, cioè diffondere foto nude e di intimo online. È un reato, denunciate. Non mandate niente di vostro personale, perché quando lo mandate rimane online, ma se qualcuno lo condivide, denunciate. Non si deve vergognare chi è messo in mostra, ma chi le condivide, quindi sia chiaro.
Nona domanda, raccontaci della tua esperienza come docente in 2 quartieri di Palermo. L'anno scorso ho lavorato nel quartiere Bellino di Palermo, via Libertà in dei licei, quest'anno lavoro in degli istituti professionali nella zona Pallavicino Zen. Quel che dobbiamo comprendere è che ogni alunno ha voglia di rivincita, perché sono all'età adolescenziali, quindi dobbiamo saper ascoltare, e la cosa più bella e soddisfacente per un docente è vedere i propri alunni che ce la fanno, che sia di qualunque quartiere, ma purché abbiano i sogni